Viaggio fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di rugby. Il precampionato è concluso e il Benetton è soddisfatto delle 3 vittorie ottenute contro Ulster, Zebre e Perpignan. Finalmente incomincia il campionato e il percorso dei Leoni nello United Rugby Championship inizia sabato 21 ottobre alle 18:15 a Cardiff. Gianmarco Lucchesi, rientrato venerdì scorso nel test di Perpignan a seguito di un lungo stop per infortunio, ha dichiarato prima della partita: sarà una gara molto difficile perché prima di tutto giocheremo in un campo sintetico e poi non sapremo le condizioni meteo nella giornata di sabato, anche se le previsioni dicono che farà brutto tempo. Perciò, continua, sarà importante per noi gestire la gara dal punto di vista tattico, con il gioco al piede e riuscire a metterli sotto pressione sin dall'inizio. Sicuramente Cardiff ci vorrà attaccare e non vorrà cedere niente di fronte ai propri tifosi. Continuiamo con il rugby parlando di un'iniziativa a cui il Mogliano Veneto aderisce. Si tratta di Tutti in Campo, iniziativa che sostiene attivamente lo sport donando attrezzature sportive alle associazioni dilettantistiche. Fino al 19 novembre 2023 i clienti titolari di carta fedeltà nei supermercati elencati con i propri login calcio al sito www.tuttincampo.it possono contribuire a sostenere direttamente le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche con la loro spesa quotidiana. Attraverso il sito e l'app creati ad hoc per Tutti in Campo è possibile donare i codici sport alle associazioni e società sportive dilettantistiche, come dicevamo, offrendo loro l'opportunità di accedere a un catalogo esclusivo dove scegliere gratuitamente nuove attrezzature e infrastrutture per le loro attività. Passiamo al futsal, sfida casalinga per la Came Treviso calcio a 5 nella terza giornata di Serie A futsal. I biancoblù scenderanno in campo sabato sera al Palacicogna contro l'Ital Service Pesaro. La formazione marchigiana è una delle realtà più importanti della massima serie e negli ultimi anni si è resa protagonista conquistando vari trofei. In casa Came Treviso, Mr. Roche e il suo staff stanno lavorando per preparare al meglio la gara, consapevoli del valore dell'avversario e altrettanto consapevoli dell'importanza di smuovere la classifica. Nessuno squalificato da entrambe le parti. Per quanto riguarda la Came vengono monitorate le condizioni di Sutton alle prese con un lieve infortunio che comunque dovrebbe risolversi. Inizio della gara alle ore 18:30. Concludiamo con il calcio giovanile. Si ritorna in campo per un nuovo weekend di gare per il settore giovanile del Treviso Football Club 1993. Tra le gare di spicco, domani a San Bartolomeo sarà di scena l'Under 19 nazionale di Mister Beraldo, che arriva dalla vittoria di Este della scorsa settimana. A chiudere il programma saranno di scena i piccoli amici e i primi calci, sempre sul sintetico di San Bartolomeo, in una domenica pomeriggio che riempirà l'impianto con oltre 200 bambini delle scuole calcio di Treviso, Indomita, Zero Branco, Casier d'Osson e Marocco. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.